Era l'8 marzo del 2009 quando all'ospedale di Messina si spegneva Pippo Montalbano. Attore poliedrico, è stato un punto di riferimento del teatro agrigentino grazie alle sue interpretazioni pirandelliane, calcando le scene dei teatri più celebri d'Italia, interpretando ruoli chiave in alcune fiction televisive di successo e al cinema. È stato il boss Cesare Manzella nei film di Marco Tullio Giordana, I 100 passi, dedicato alla storia e all'impegno civile e antimafia di Peppino Impastato, interpretando ruoli da protagonista anche nel Giudice ragazzino di Alessandro di Robilan, dedicato a Rosario Livatino, un eroe antimafia su Giuliano Guazzelli e ancora Una vita rubata a fianco a Beppe Fiorello. È stato anche l'anima del piccolo teatro pirandelliano, una passione che alternava il ruolo di funzionario dell'INPS, e ieri, a 5 anni dall'intitolazione del foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, si è svolta la cerimonia di premiazione alla memoria di Montalbano, un doveroso omaggio che ha reso felici i figli Caterina, Rosa Maria e Salvatore. Però quest'anno, oltre al quinto anno dell'intitolazione del foyer, ricorre anche la sesta edizione del premio Pippo Montalbano, che ogni anno si è svolta al Favara, e quest'anno, grazie al contributo indispensabile della dottoressa Luciana Giammanco, si svolgerà qui ad Agrigento, nel foyer che porta il suo nome. Sì, è stato un grande riconoscimento che il sindaco di Favara ha voluto tributare a mio padre, a suggello di un legame che ormai diventerà indissolubile. Sarebbe bello se anche Agrigento, oltre a questo foyer che ormai da 5 anni non ne ha parlato più nessuno, lo ricordasse, magari che istituzionalizzasse anche una serata in suo ricordo una volta all'anno anche all'interno di questo foyer, proprio per valorizzarlo ancora di più. Tra i premiati Francesco Bellomo, Andrea Camilleri, assente per motivi di salute, Idi Oscuri, Riccardo Liotta, Sabino Taormina, Francesco Naccari e l'attore Gaetano Aronica. È bellissimo, un grande agrigentino che merita, un amico poi per me, che merita questo e altro, per cui sono contento di ricevere questo premio alla sua memoria. È un modo come un altro per avvicinarmi sempre alla mia città che rimane nel cuore.